Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Un accattivante viaggio tra le bellezze storiche ed enogastronomiche è stato presentato venerdì 3 febbraio nel Salone Nobile di Palazzo Valeri, sede della Crediveneto di Montagnana, dove si è svolto l'incontro di presentazione del cortometraggio Tesori tra le mura, incentrato sulla norcineria e sui prodotti tipici del montagnanese, e della guida turistica della città tramite codici QR Montagnana QR Code, la città sul tuo telefonino, realizzati da Coop Services per il Comune di Montagnana grazie al finanziamento della Camera di Commercio di Padova. Si è parlato di giacimento montagnanese e di tesori tra le mura. Quali sono i veri tesori e perché sono difficili da scoprire? Ma i tesori innanzitutto sono le nostre conoscenze, sono le nostre abilità che possiamo trarre dal passato e attualizzare in chiave moderna. Sono difficili da scoprire perché implicano innanzitutto un recupero culturale che si traduce nelle abilità del fare, nelle abilità del lavoro fatto con le mani, con tutte quelle conoscenze e abilità che sono tipiche della nostra tradizione, quindi i nostri tesori attingono dalle tradizioni. Con queste iniziative sono state messe in luce le nuove frontiere tecnologiche per il settore turistico. Pensa che QR code e trasmissioni multimediali possano veramente favorire lo sviluppo turistico del territorio? Certamente, la comunicazione oggi è la chiave di volta per attrarre i turisti, i quali, soprattutto i giovani, arrivano alla conoscenza del territorio, delle cose da scoprire, delle cose da visitare attraverso le moderne tecnologie della comunicazione. Per la Camera di Commercio, Marco Calaon ha espresso la necessità di dare continuità a progetti che si propongono di valorizzare il territorio. Credo che per quanto bella sia questa rete che è stata vista oggi, che rappresenta una più ampia trasversalità fra il mondo del lavoro e vari portatori di interessi, credo che dopo faccia parte di un contesto, di un territorio bello, importante, ma pur sempre piccolo, e che questa a sua volta deve essere integrata su una rete più importante del territorio provinciale, del territorio veneto, e quindi che questo sia una parte di un ingranaggio ben più grande che può in questo modo ricevere ulteriore energia, ulteriori risorse da un turismo, da un sistema veneto che è molto importante, perché il turismo, ricordo sempre, è la prima voce come produzione dei PIL in Veneto, quindi va inserito in un contesto ben più grande e se ne otterranno ancora di più i benefici. L'incontro si è aperto con i saluti del vicepresidente di Crediveneto, Tullio Pregno, e del sindaco di Montagnana, Loredana Borghesano. Montagnana si mette a disposizione di tutto il territorio per essere tramite, per essere traghettatore in un percorso di promozione e di valorizzazione dei nostri prodotti. Sicuramente è più facilmente promozionabile un prodotto del nostro territorio messo vicino già a una ricchezza storica che noi abbiamo, proprio nostra, che non ci costa nulla, dobbiamo solamente sfruttarla. Il presidente del Consorzio per la tutela del prosciutto veneto Berico Euganeo, Antonio Visentin, ha messo in luce il pregio e l'artigianalità del prosciutto di Montagnana come prodotto di nicchia. Il prosciutto veneto è un prosciutto speciale, nato qui a Montagnana, perché qui a Montagnana esistono i più vecchi prosciuttifici. Si pensi che uno è datato 1890 ed con la sua dovizia, con la sua manualità riescono a produrre un prodotto che è conosciuto da tutti i migliori gastronomi italiani e non. Il presidente del Consorzio dei Vini di Merlara, Luigino De Togni, ha annunciato che il vino di Merlara verrà venduto anche in Inghilterra, grazie ad accordi chiusi da poco con la più importante catena di distribuzione di prodotti enologici del Regno Unito. Il vino fa da corollario a tutto un sistema. O noi valorizziamo un territorio e su questo territorio mettiamo tutte le peculiarità che questo territorio riesce a produrre, dall'ortofrutta, dal vino, dai salumi, dalle bellezze artistiche, architettoniche e quant'altro, allora in questo sistema si riesce a esportare e trasmettere nel turista un qualcosa di particolare, perché come l'iniziativa di questa sera, l'iniziativa che ha messo in piedi Coop Service, è proprio intesa a questo, a voler valorizzare un territorio che per certi aspetti ha delle bellezze incantevoli, però non sono mai state promozionate come si dovrebbe.
Cosa cercano i turisti che giungono a Montagnana? L'ha spiegato la ristoratrice e presidente mandamentale dell'Appe, Laura Borghesan. Una delle cose più importanti che ci chiedono è di assaggiare i prodotti del territorio. Da sempre e sempre di più ci fanno questa richiesta, perciò noi cerchiamo veramente in tutti i modi di poterli accontentare, di andare alla ricerca dei piccoli produttori che ci sono nella nostra provincia e con prodotti di alta qualità. Presente alla serata anche Maurizio Dosso, fino a poche settimane fa vice segretario generale della Camera di Commercio di Padova, e lo storico montagnanese Alberto Costantini, che ha redatto i testi sia per il cortometraggio sia per le videoguide della città tramite codici QR. Grazie ai QR Code, realizzati da Pianura News TV, Montagnana si è dotata di uno strumento di promozione turistica all'avanguardia. Al centro della serata, dunque, sono stati la valorizzazione e la promozione delle eccellenze del territorio, bellezze architettoniche e paesaggistiche, ma anche prelibatezze culinarie tipiche. L'augurio è che queste iniziative possano continuare per attirare nuove ricchezze, favorendo la crescita di tutto il territorio circostante. Molti tesori nascosti meritano di essere riscoperti e messi in luce.